Questa è la seconda parte dell'intervista al Rettor Maggiore dei Salesiani, Don Ángel Fernández Artime, per la rubrica del capitolo generale 28, capitolo Inside. Ebbene, ha già fatto qualche accenno al fatto che domani e dopodomani lei, con la collaborazione dei consiglieri, no, del Consiglio Generale, ci sarà la presentazione della relazione, quindi quasi un passaggio, un ponte da un sessegno che finisce e un sessegno che si apre. E poi i capitolari hanno un documento che prepara per dare la risposta alla domanda che più volte abbiamo già accennato, no? Quali salesiani per i giovani di oggi, con i suoi tre nuclei: l'ascolto dei giovani, il profilo, no, del salesiano e la condivisione della missione con i laici. Se di questi tre nuclei lei volesse evidenziarne uno, è possibile? C'è un nucleo da evidenziare oppure sono interconnessi l'uno con l'altro? Assolutamente interconnessi. Il tema lo conosciamo: quali salesiani per i giovani d'oggi. Però succede questo: pensare in un salesiano senza la priorità della missione e il servizio ai giovani e tra questi più bisognosi non è possibile, perché sarà un'altra persona, un altro consacrato, ma non un salesiano di Don Bosco. Allo stesso tempo, quale salesiano si deve oggi pensare, sognare e formare per giustamente riuscire a arrivare a questi giovani? E questo è anche uno dei punti forti. Quale formazione oggi? Come ho detto, oggi i giovani che chiamano alle porte della casa di Don Bosco della congregazione sono, si dice, nativi digitali. Allora, come garantire una formazione che possa veramente toccare il cuore, che non soltanto sia imparare qualche nozione e dopo vivere come io sono? Questo non è formazione. Questa è la grande sfida di tutta la formazione nella Chiesa. Noi vogliamo prendere questo adesso molto fortemente. Terzo, un salesiano che oggi non capisca che non può lavorare non avendo dipendenti laici, ma lavorare con laici che hanno una grande formazione, che sono autorevoli come noi, a volte di più, che hanno una grande accettazione tra i giovani. Se uno non capisce questo non può fare missione salesiana, sarà un Robin Hood, però Robin Hood dopo un tempo cade. Vuol dire, parlare di quali salesiani oggi significa guardare ai giovani, guardare al salesiano che si prepara per questa vita o già maturo e guardare a quelli che fanno cammino e strada assieme a noi. E sappiamo bene, lei certamente l'ha verificato tante volte in questo sessegno, i salesiani e la famiglia salesiana sono presenti in tante realtà di frontiera, come si usa dire, no? Teatri di guerra, dove la religione cristiana è minoranza religiosa, povertà estrema, consumismo, indifferenza religiosa, senz'altro anche qualche contesto sociale ostile alla Chiesa. Ma che cosa offre di specifico la congregazione e la famiglia salesiana in queste realtà così variegate? Il punto comune, secondo me, è questo. Lì dove troviamo giovani e giovani che vivono qualche difficoltà, in genere ci siamo. Su questo lo stesso Papa Francesco è molto riconoscente, ci invita, però anche dice: dove vado vi trovo, perché questo è vero. Soltanto che per questo motivo, e non dico che questo è frutto di un grande studio sociologico, no, penso che risponde di più al cuore salesiano. Che vuol dire? Se guardiamo la Siria e Aleppo distrutto, cosa fanno i confratelli? Vivere con quelle famiglie e dire: frente a una cultura della morte, noi vogliamo seminare oggi, nel nostro oratorio di Aleppo, la cultura della vita. Quando ho parlato con i confratelli che vivevano l'Ebola in Sierra Leone, io ho detto: sentite in coscienza che dovete lasciare? Perché se lo volete io non posso dirvi di rimanere. La risposta: no, Padre Angelo.
Se i nostri ragazzi sono qui e con il rischio della malattia, noi siamo con loro. Quando ho visitato anche Liberia, mi hanno detto, il punto più bello è questo, quando noi abbiamo vissuto la guerra, le famiglie, voi eravate con noi. E quando vado a Venezuela come adesso, cosa fanno i nostri confratelli? Io direi tutto e niente di speciale. Accompagnare la vita della gente. E sì, e cercare di non perdere la dignità, di non perdere la voglia di vivere, di dare delle risposte, come ha detto Papa Francesco qui il 21 giugno, delle risposte di emergenza alle situazioni di emergenza. E penso che questo è un po' il segreto. E per questo ci troviamo con delle situazioni così diverse. Cosa fanno i confratelli nella Mongolia, quando sono andati a vivere nel freddo e creare questa comunità cristiana semplice e offrire ai ragazzi una formazione professionale per preparare per la vita? Cosa fanno, e finisco, cosa fanno i confratelli a Yakutsk, 6 ore in aereo al nord-est della Siberia, la città più fredda del mondo, meno 52 gradi nell'inverno, adesso oggi 38 sotto zero, e la città più vicina 2800 chilometri di ghiaccio. Cosa fanno lì? Vi dirò cosa fanno lì. Il vescovo di Mosca mi ha detto, Padre Angel, la vostra presenza lì è profetica. Profetica perché? E un confratello mi ha detto, ti racconto quello che mi hanno detto le famiglie. Mi hanno detto, virgolette, grazie a Dio che siete voi qui, perché pensavamo che Dio si era dimenticato di noi. Allora penso che con questi esempi che ho detto, ho dato la risposta alla domanda. Che offriamo? Offriamo un accompagnare la vita della gente che tante volte soffre, e tra questi i giovani e i ragazzi. E fino adesso abbiamo intervistato il successore di Don Bosco. Ma adesso, se permette, Don Angel, una domanda particolare, personale. Ma il confratello salesiano Angel Fernández Artime, come sta all'inizio di questo capitolo? Bene, il Rettor Maggiore fa un servizio. Oggi fa un servizio, dopo non si sa quando, finisce il servizio e un altro farà a nome di Don Bosco questo bellissimo servizio. È per questo che io mi riconosco soprattutto come Angel Fernández Artime, salesiano di Don Bosco. Oggi qui, domani in mezzo ai ragazzi in Europa o in una missione dell'America Latina, non so. Io mi trovo molto bene. Prima devo dire che questi anni, che sono stati bellissimi, impegnativi, mi hanno arricchito tanto che sì, è vero che a volte la stanchezza dei viaggi e delle tante ore si sente, però alla fine di questo tempo sento il cuore molto più caricato che 6 anni fa. Però soprattutto come salesiano ho visto la bellezza della missione, ho visto come Dio continua a fare delle cose incredibili e meravigliose, come la Madonna, è vero, tutti i giorni fa miracoli in mezzo ai nostri ragazzi giovani, che io posso dirvi, prima mi sento salesiano di Don Bosco molto felice. Sono un salesiano felice. Tra tanti io sono uno di quelli. È un salesiano con vera passione per la vita, per la missione, per la formazione dei giovani. È un salesiano che ama la congregazione, ama i giovani e ho una grande speranza in questo capitolo generale. Mi sento bene e prego al Signore per chiedere che si compia la sua volontà. Io sono convinto che sempre sarà per il bene della missione dei giovani e dei genitori e delle famiglie e anche per il bene nostro.
Grazie del tempo, grazie per l'intervista e buon capitolo. Grazie a voi, carissime. Don Luigi, grazie.